Arrivati ieri sera a Porto Empedocle gli arrestati a Lampedusa, trasferiti nelle case circondariali di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, relative all'operazione antidroga Levante. Firmato un protocollo d'intesa in prefettura con la Fondazione Teatro Luigi Pirandello per la promozione della cultura per Agrigento, capitale della cultura 2025. Interviene il cartello sociale di Agrigento sull'astensione dei medici stranieri. L'onorevole Carmelo Pullara aderisce al Partito della Democrazia Cristiana di Totò Cuffaro. Presentato il nuovo libro del regista Guardì, Il Polentone. Al via la rassegna di Libia Agrigento Noir. Presentata ieri sera la stagione estiva del cartellone degli eventi a Realmonte, Costa Bianca 2023. Novità sul calciomercato dell'Akragas e dello Sciacca. Benvenuti con l'appuntamento odierno di TV Notizia. Apriamo oggi il nostro telegiornale con l'arrivo a Porto Empedocle ieri sera degli arrestati a Lampedusa, trasferiti nelle case circondariali di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, relative all'operazione antidroga Levante. Sono arrivati ieri sera alle ore 21 a Porto Empedocle 2 motovedette con a bordo le persone fermate a Lampedusa. Dopo lo sbarco sono stati trasferiti nelle rispettive case circondariali di Agrigento, Caltanissetta ed Enna. Gli 11 fermati, 2 dei quali su un peschereccio bloccato a largo delle coste di Lampedusa 5 mesi dopo l'operazione antidroga Levante, ha fatto scattare altri 11 fermi. I carabinieri durante la notte di ieri hanno bloccato gli indagati. Ricordiamo che le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Agrigento con a capo il reggente Salvatore Vella su quello che nel luglio del 2022 fu per Lampedusa il più grosso sequestro di cocaina. Non si sono mai fermate. Furono 25 kg di droga, per la maggior parte ancora confezionata in panetti, che vennero allora sequestrati. Ad essere arrestato in quell'occasione fu il lampedusano Umberto Blandina di anni 60. Il consuntivo di questa operazione: stasera arrivano 9 degli 11 fermati a Lampedusa, l'operazione antidroga. Sì, questa sera arrivano 9 degli 11 fermati perché uno di questi, degli 11, è stato già arrestato stamattina ad Agrigento e tradotto in carcere, e l'altro è agli arresti domiciliari, quindi è rimasto sull'isola di Lampedusa. Un'operazione molto importante per l'Arma dei Carabinieri ed è il proseguo naturale dell'operazione Levante dello scorso 15 febbraio, quando sono stati eseguiti ulteriori 11 fermi. L'attività è importante perché l'Arma dei Carabinieri con questa attività riesce ad penetrare in un territorio molto delicato come quello di Lampedusa e assicurare alla giustizia soggetti dediti allo spaccio di stupefacenti proprio nel periodo estivo, quando l'isola è piena di turisti e quindi è più facile smerciare queste sostanze stupefacenti del tipo cocaina, come nel caso specifico. È firmato stamani presso la sede della Prefettura di Agrigento e la Fondazione Luigi Pirandello, Valle dei Tempii, un protocollo d'intesa per la promozione della cultura nel nostro territorio, inserito nell'ambito delle celebrazioni di Agrigento, capitale della cultura 2025. La Convenzione prevede l'utilizzo delle sale di rappresentanza della Prefettura in cui adesso ci troviamo come sede per concerti da camera, incontri culturali, convegni. Prevede in sostanza la possibilità di aprire il Palazzo del Governo alla popolazione, cosa che cominciamo a fare grazie all'Ente Teatro che, in cambio per così dire, ma è uno scambio affettuoso e cordiale, ci ha offerto il restauro del pianoforte a coda che si trova in queste sale e che necessitava di forti interventi. E soprattutto, ripeto in cambio fra virgolette perché è uno scambio in cui ci arricchiamo tutti, offrirà la possibilità appunto di svolgere dei concerti, dei convegni, dei momenti di cultura. Voglio sottolineare che non è che un inizio, un accordo simile vedremo di farlo anche con altre associazioni, altri enti culturali. Abbiamo già avuto un veloce scambio di battute col FAI per consentire la visita del palazzo al cittadino. Il palazzo è un palazzo moderno per Agrigento, è soltanto del 1852, questa è una città che ha monumenti di 25 secoli fa, 26 secoli fa. Tuttavia è rappresentativo di un'epoca importante, il momento in cui si passa dal Regno delle Due Sicilie all'Unità d'Italia,
e questo palazzo, costruito nel 1958, mi correggo, era stato pensato come struttura, diciamo, ospedaliera, e diventa immediatamente archivio di Stato e poi prefettura per le necessità del nuovo Stato unitario. Quindi è un palazzo che racconta molto della storia agrigentina e vorrei che la raccontasse a tutti i cittadini, non soltanto alle autorità che ogni tanto vi si recano. Palazzo di Governo si apre alla società. Il Palazzo di Governo è della società. Il prefetto pro tempore, ora tocca a me, è toccato a tanti altri prima, toccherà a tanti altri domani, occupa questo palazzo per usarlo per la società, non soltanto per il suo comodo, ci mancherebbe altro. È una proposta, è una giornata veramente importante, oserei dire storica, perché Agrigento, capitale della cultura, apre nuovi orizzonti, nuove sfide, nuove opportunità. Ho ricordato e mi piace ricordare che il provvedimento che proclama la nostra città capitale della cultura reca la firma del Presidente del Consiglio dei Ministri e oggi siamo nell'ufficio territoriale del Governo e quindi abbiamo colto al volo l'assist che ci ha fatto Sua Eccellenza il Prefetto, il quale mi aveva detto in maniera riservata che era sua intenzione quella di iniziare ad aprire alla città l'alloggio prefettizio. Da lì è nata una piccola scintilla che abbiamo scoperto di essere appassionati di pianoforte entrambi. Qui c'è un bellissimo pianoforte nell'alloggio prefettizio, un mezzacoda che è un gran bel complemento d'arredo che però era abbandonato, in disuso, molto ammarorato, ed ecco la scintilla è scattata immediatamente. Gli ho proposto di essere noi a farci carico della manutenzione straordinaria di questo pianoforte e a quel punto ho rilanciato e ho detto perché magari non organizziamo attività culturali insieme. È stato un attimo, siamo qui e quindi non possiamo che ringraziare Sua Eccellenza il Prefetto, perché ovviamente questo fa capire quanto il governo sia vicino ad Agrigento in un'operazione del genere, quindi iniziare a svolgere attività culturale qui dentro l'alloggio prefettizio insieme alla Prefettura di Agrigento è una cosa che ci dà enorme onore e lustro e siamo certi del fatto che a cascata arriveranno tante altre iniziative del genere, perché dopo ovviamente una discesa in campo da parte del prefetto così massicciamente simbolica è verosimile che adesso finalmente sempre più gente, sempre istituzioni, enti pubblici, singoli privati, imprenditori eccetera eccetera si rendano conto che occorre il contributo di tutti perché Agrigento possa sfruttare al meglio questa occasione. Sindaco, è più che mai imponente e importante questa scelta della Prefettura di aprirsi alla città, alla società. Sì, sono estremamente felice e contento di essere qui dell'iniziativa delle Sue Eccellenze il Prefetto, che ha scelto proprio il nostro comune e la Fondazione Teatro Pirandello per fare questa convenzione. C'è un ottimo pianoforte di pregio, è stato messo su, è stato accordato e proprio volontà del prefetto è quello di aprire queste stanze alla città e di realizzare anche qui dei piccoli eventi che possono coronare Agrigento Capitale della Cultura 2025. A che punto siamo sulla Fondazione Agrigento Capitale della Cultura? Non c'è nessun problema con l'Università Agrigentina? Assolutamente non c'è nessun problema, l'unico problema è quello burocratico, perché i tecnici, i principali attori, che sono i dirigenti, il segretario comunale, i revisori dei conti, il notaio, stanno lavorando giustamente in maniera forte affinché non ci sia nessuna falla che possa un giorno far fallire questa meravigliosa iniziativa. Sono soltanto tempi burocratici, non c'è assolutamente nessuna polemica, principalmente sulla governance, non c'entra niente assolutamente. Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025 non è un dramma. Ma non è un dramma, il 31 marzo del 2023 abbiamo raggiunto questa opportunità. Naturalmente, ripeto, se non si completano tutti i passaggi burocratici non si può continuare a lavorare come si lavorava prima per raggiungere questo obiettivo. Adesso la seconda tappa è quella di iniziare a lavorare sui progetti, ma avere però un attestato, cioè quello di far nascere la fondazione. Nascendo la fondazione già abbiamo individuato i gruppi di lavoro, già ho individuato i vari componenti del CDA. Penso che a brevissimo partiremo alla grande. Voi avete visto che anche, nonostante tutto, io sto girando l'Italia perché
sono invitato o vengo a volte coinvolto in delle iniziative delle capitali italiane della cultura già passate, quelle attuali e quelle future, tra cui anche noi Pesaro e noi. Questo perché? Perché il lavoro non è mai finito. Dal 31 marzo del 2023 il lavoro è sempre andato avanti, magari in silenzio, come mi abitudine a fare, non fare dei proclami, non è il mio costume, ma il lavoro è sempre andato avanti. Finendo i passaggi burocratici si può magari ufficializzare quello che magari la cittadinanza aspetta. Lei vorrebbe prolungare anche gli anni di permanenza della fondazione, portarli a 10 anni? Sì, io voglio prolungarli se anche a livello del governo nazionale e regionale mi si dà la possibilità. Io voglio lasciare questa realtà ad Agrigento, questa istituzione Agrigento già è capitale della cultura, non deve essere capitale della cultura soltanto un anno, il 2025, Agrigento deve essere per sempre capitale della cultura e questo lo voglio lasciare ai miei posteri. Il cartello sociale di Agrigento interviene sull'assunzione dei medici stranieri, bene, ma bisogna rivedere la macchina organizzativa aziendale dell'ASP. Il cartello sociale di Agrigento interviene sulla notizia relativa all'assunzione di 100 medici italo-argentini e sulla nota dell'Ordine dei Medici della provincia. L'immissione in servizio di 100 medici argentini di origine italiana interessati a lavorare in Sicilia può essere una soluzione per ovviare in un momento caldo sotto tutti i punti di vista ai vistosi buchi nella dotazione organica dell'ASP di Agrigento. Si tratta sempre che l'operazione vada a buon fine, di una soluzione ovviamente temporanea, tenuto conto che il personale medico in questione verrebbe reclutato attraverso una società fornitrice di lavoro interinale e quindi assunto a tempo determinato. Certo che parlare di svolta, come fanno i vertici dell'ASP, afferma il cartello sociale, sembra più un eccesso di enfasi che una professione di ottimismo, anche perché, al di là di queste scelte che non vanno viste negativamente, bisogna capire le ragioni che spingono i medici ad abbandonare il proprio posto di lavoro, come si può registrare quotidianamente. Di contro non si può che condividere quanto ha dichiarato l'Ordine dei Medici della provincia di Agrigento a proposito dei tagli a monte del nostro sistema sanitario, che nel tempo ne ha amputato non solo le schiere di professionisti, ma ricordiamo perfino i posti letto. Come non si può non condividere il passaggio della nota dove si legge che il Covid-19 nel 2020 ha posto la questione nella maniera più drammatica, accendendo la flebile fiammella della speranza che vuole la sanità in capo all'agenda politica, senza colore, senza distinzioni, ma nel solo interesse dei cittadini, per rendersi conto 3 anni dopo che ben poco abbiamo appreso dalla pandemia. Si legge nella nota che con il passare del tempo, di fronte all'inerzia di chi ci governa, la sanità è arrivata a un punto morto, mancano i medici, pochi ancora in servizio negli ospedali, presentano le dimissioni per dedicarsi alla medicina del territorio, dove la remunerazione è pressoché invariata, ma il carico di fatica e di responsabilità è senz'altro minore. Ci sentiamo, continua il cartello sociale, di accogliere anche la parte finale della nota per condividere l'esortazione che invita a rivedere la macchina organizzativa aziendale per apportare ritocchi utili al suo buon funzionamento e attuare i più efficaci interventi al piano sanitario da parte del governo regionale. In questo senso, conclude il comunicato stampa del cartello sociale, siamo comunque anche noi convinti che non si può ignorare il fatto che il problema sia legato a doppio filo con il governo centrale, al quale competono l'erogazione dei servizi sanitari, la salute pubblica, che è un diritto insopprimibile dei cittadini. E passiamo alle notizie di politica. L'onorevole Carmelo Pullara aderisce alla Democrazia Cristiana di Totò Cuffaro. Sabato 22 luglio la conferenza stampa di presentazione presso la sede della DC al Villaggio Mosè alle ore 11:30, proprio per annunciare l'adesione. Il parlamentare agrigentino Carmelo Pullara aderisce alla Democrazia Cristiana. L'evento sarà presentato sabato ad Agrigento attraverso una conferenza stampa con Totò Cuffaro e l'onorevole Pace alle 11:30 di sabato 22 luglio nella sede della Democrazia Cristiana al Villaggio Mosè. Si annuncerà l'adesione di Carmelo Pullara alla Democrazia Cristiana. L'onorevole Pullara, con quasi 10.000 preferenze ottenute in occasione delle elezioni regionali dello scorso autunno, è stato il candidato più votato in provincia di Agrigento, è stato già parlamentare regionale nella scorsa legislatura, oltre che vicepresidente della Commissione Sanità
all'Ars, è presidente della commissione speciale del Parlamento regionale, dirigente della sanità per 4 anni, è stato anche commissario straordinario al Civico di Palermo, l'azienda sanitaria più importante del sud Italia. Insieme a lui aderiscono alla Democrazia Cristiana i suoi sostenitori in provincia di Agrigento. Alla conferenza stampa di sabato 22 saranno presenti Totò Cuffaro, presidente nazionale della Democrazia Cristiana, l'onorevole Carmelo Pace, capogruppo all'Ars della DC. Lo diciamo da mesi, anche a lui è il commento del presidente Totò Cuffaro all'annuncio dell'adesione di Pullara alla DC. Carmelo deve considerare il nostro partito la sua casa, siamo ben felici di accoglierlo, per la DC si tratta di un grande valore aggiunto, considerando che conosciamo la passione politica che anima ogni sua scelta. Carmelo Pullara, aggiunge l'onorevole, è un grande esponente. Carmelo Pullara, aggiunge l'onorevole Carmelo Pace, è un grande esponente della politica agrigentina, la sua storia che parla per lui e la grande esperienza acquisita nella sanità non solo sarà utilissima alla DC, che come vedete cresce ogni giorno per continuare ad affrontare i problemi che attanagliano la nostra terra e dare risposte alla collettività. Un centinaio di persone hanno preso parte a Palermo alla fiaccolata in memoria di Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta, uccisi dalla mafia il 19 luglio di 31 anni fa. Il corteo si è spinto fino a Via D'Amelio, luogo della strage. Il servizio da Palermo. Questa è una manifestazione che si fa da tantissimi anni. Riteniamo che sia assolutamente doveroso, corretto, portare avanti quelle che sono le idee, le persone. Tant'è che oggi moltissimi giovani sono qui presenti in una manifestazione che, come dicevo prima, c'è da molti anni. Anche il Premier Giorgia Meloni in passato, quando ancora era una semplice parlamentare, veniva tutti gli anni perché anche la sua impronta politica, la sua memoria vuole essere incentrata sul ricordo di Paolo Borsellino. Quindi ci fa piacere che ci sia una grande aggregazione, così come ogni anno dobbiamo dire, di tanti giovani che testimoniano la bontà della manifestazione, ma soprattutto del voler ricordare personaggi illustri come quella di Paolo Borsellino. Il ricordo è un dovere, ma è anche un diritto, il diritto di dire dopo tanti anni che noi ricordiamo, noi ci siamo e soprattutto non arretriamo di un solo millimetro sul fronte della lotta alla mafia. Il messaggio di grandi magistrati come Paolo Borsellino, che 31 anni fa fu ucciso con gli uomini della sua scorta, è un messaggio che dobbiamo avere sempre chiaro in mente, un messaggio che va attualizzato. Per questo il comitato promotore quest'anno ha scelto come messaggio della fiaccolata quello di difendere il 41 bis e con esso tutti gli istituti della legislazione antimafia che ogni tanto qualcuno vorrebbe rimettere in discussione. Quindi non solo il ricordo, non solo la memoria, ma l'impegno concreto giorno dopo giorno di tenere fede a quel giuramento un po' che, se vogliamo, tutti nella nostra mente ogni giorno facciamo in memoria di grandi uomini. Ed è stato confermato l'ergastolo a Matteo Messina Denaro anche per la Corte di Assise d'Appello di Caltanissetta. Il boss è uno dei mandanti delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio. Il servizio. Per le commemorazioni di sta minchia. Ha disertato ancora una volta l'udienza il super boss Matteo Messina Denaro e non ha neppure voluto assistere alla lettura della sentenza d'appello con la quale nel pomeriggio di ieri, in concomitanza peraltro con il 31esimo anniversario della strage di Via D'Amelio, i giudici della Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta hanno confermato la sua condanna all'ergastolo, ritenendolo uno dei mandanti proprio delle stragi del 92. Mi sono comportato normalmente, con educazione come sempre, giustamente. La Corte presieduta da Maria Carmela Giannazzo si è ritirata in Camera di Consiglio intorno alle 10:30 di ieri mattina e ne è uscita circa 6 ore dopo con la decisione, accogliendo le richieste della Procura Generale rappresentata da Antonino Patti e dal sostituto Gaetano Bono. L'avvocato d'ufficio di Messina Denaro, Adriana Vella, aveva invece chiesto la soluzione per il boss perché non era ai vertici di Cosa Nostra del Trapanese
e non ha partecipato alle riunioni deliberative delle stragi. Secondo il legale non ci sarebbe stata la prova dell'adesione al piano stragista da parte dell'ex superlatitante, non ha avuto alcun ruolo nelle stragi, aveva sottolineato durante la sua arringa difensiva, non ha messo a disposizione auto, armi o esplosivo, arringa per la quale il mafioso si è complimentato inviando all'avvocato un telegramma e che però non ha convinto i giudici. Minchia, mi infastidisco come una belva. Aver la conferma dell'ergastolo per l'ultimo grande stragista per noi è motivo di grande soddisfazione. Ancora una volta lo Stato italiano ha esercitato la sua potestà e noi non possiamo che essere soddisfatti del risultato, ha dichiarato così all'ADN Kronos l'avvocato della famiglia Borsellino Fabio Trezzino, che ha aggiunto: con la sentenza, benché ancora non definitiva, ma è un tassello importantissimo, la stagione corleonese può dirsi chiusa. Ci aspettavamo la conferma dell'ergastolo per Messina Denaro, saremmo rimasti sorpresi se dopo le condanne di Messina Denaro da parte dei giudici fiorentini per le stragi del 93 e del 94 oggi fosse stato assolto. Lui è stato protagonista delle stragi siciliane e non solo, a dirlo è il procuratore generale facente funzioni di Caltanissetta Patti. Questa è una sentenza che si armonizza totalmente con tutte le precedenti sentenze della stagione stragista, in particolare la sentenza di Firenze. La nomina dell'avvocato d'ufficio Velle era avvenuta lo scorso 23 marzo su disposizione del presidente della Corte. Inizialmente il boss aveva indicato suo nipote, la Gutta d'Auro, come difensore, che tuttavia aveva poi rinunciato all'incarico. A quel punto era entrato in gioco un altro avvocato d'ufficio, Calogero Montante, che aveva a sua volta presentato un certificato medico ed era stato dunque sostituito dalla stessa Adriana Vella. E sempre su Matteo Messina Denaro offrono a Fabrizio Corona dei file riservati sugli arresti, un maresciallo dei carabinieri e un consigliere comunale di Mazzara del Vallo. Accesso abusivo ad un sistema informatico telematico aggravato dalla funzione di pubblico ufficiale, rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio e ricettazione. File riservati riguardanti Matteo Messina Denaro sarebbero stati prelevati abusivamente dal sistema informatico delle forze dell'ordine e offerti a Fabrizio Corona. In provincia di Trapani a Milano, militari dei comandi provinciali di Palermo e Trapani, supportati dai carabinieri del comando provinciale di Milano, hanno dato esecuzione a 2 ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari disposte dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia. Ai domiciliari il militare Luigi Pirollo, accusato di accesso abusivo al sistema informatico e violazione del segreto d'ufficio. Il complice Giorgio Randazzo, consigliere comunale di Mazzara del Vallo, accusato di ricettazione. Nello stesso contesto sono state effettuate delle perquisizioni a Milano nella casa del fotografo Fabrizio Corona, che non è destinatario di provvedimenti cautelari. Le indagini, svolte dagli stessi carabinieri di Trapani a Palermo, riguardano proprio la presunta fuga di notizie riservate connesse alle fasi successive alla cattura di Messina Denaro. Gli indagati, secondo la ricostruzione investigativa, avrebbero tentato di divulgare, attraverso la pubblicazione su alcune testate giornalistiche online, alcuni documenti ancora coperti da segreto investigativo e inerenti alle indagini sulle fasi immediatamente successive all'arresto del latitante, verosimilmente carpiti al maresciallo dei carabinieri e ceduti da questi al consigliere comunale, il quale probabilmente a scopo di lucro li avrebbe proposti in vendita a Corona, che avrebbe poi realizzato con questo materiale degli scoop. Presentato ieri in piazza Santa Croce ad Agrigento la nuova fatica letteraria del noto regista agrigentino Michele Guardì, il polentone. Eugenio Cairone ha seguito per noi l'evento sul posto. Nell'ambito dell'iniziativa Libri in Cortile, ieri ad Agrigento è stato presentato il libro di Michele Guardì, Il polentone, alla presenza dello stesso Guardì e di una affollata platea che ha partecipato all'evento moderato da Roberto Bruccoleri e Beniamino Biondi. Piazza Santa Croce non a caso è il luogo scelto per la presentazione, così come non a caso è stata scelta la data, ovvero il 19 luglio,
Il giorno del disastro che colpì proprio quella zona nel 1966. La frana di Agrigento che Michele Guardì ha ricordato rispondendo ad una nostra domanda. Questa sera in piazza Santa Croce d'Agrigento si presenta il nuovo romanzo di Michele Guardì. Più che un romanzo è una commedia degli equivoci? No, è un racconto di una storia che io mi sono prefisso di mettere su carta perché mi affascinava l'idea di ribaltare la logica dei siciliani, che siamo i più furbi di tutti. Arriva un polentone e ci frega. E lo faccio anche perché i ragazzi, lo dico sempre, si mettono in testa, parlo dei siciliani, che non è che la furbizia è un fatto di regione, è un fatto personale. C'è chi è più furbo e c'è chi è meno furbo. E quando arriva anche un polentone, che poi l'hai detto anche in maniera così affettuosa, quando arriva anche un polentone, quando dice vabbè un polentone arriva, il polentone ci può fregare e ci ha fregato. Qual è il ritratto dell'Italia che viene fuori dal suo romanzo? Ma è il ritratto di una serie di persone, di personaggi che hanno delle identità abbastanza riconoscibili. C'è il furbissimo, il politicante maneggione, lo stupido e il simpaticone. C'è tanta gente che rappresenta le singole identità nazionali, che in Sicilia poi in qualche maniera sono identità ancora più forti. Ogni romanzo, ogni libro lancia un messaggio. Il suo quale messaggio lancia ai lettori? No, io non voglio lanciare messaggi, voglio lanciare osservazioni. E poi più che uno scrittore io mi considero un raccontatore. Mio nonno, il papà di mio papà, aveva la quinta elementare, quindi non è che fosse tutto questo uomo colto, però era uno che nel 1900 amava raccogliere nel cortile di casa, al lume di un lume a petrolio, i vicini, i parenti, e si inventava storie, raccontava. Tuttora si raccontano storie che ha inventato lui, come quello della Bianca Rossina, che era una bambina, una ragazza così bella, con le guance bianche, con il rosso, con i pomelli rossi, che abitava in un paese lontano, 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 ma si sapeva che c'era. Ed era talmente interessante e importante che tutti partivano per raggiungerla, e per raggiungerla bisognava consumare 7 paia di scarpe di ferro. Ecco, mio nonno amava inventare queste cose descrittive, ma anche che sollecitavano la fantasia, e io amo fare la stessa cosa. Presentare il suo libro in questo luogo, in questa piazza, cosa rappresenta per lei? Beh, rappresenta rientrare in questa città che è quella che mi ha dato un'identità professionale con il municipio, poi quando ho fatto per me l'avvocato, e quindi è un tornare alle radici, un tornare alle mie origini. La data di oggi ricorda un dramma per Agrigento, anche il luogo dove siamo. Sì, ricorda un dramma che poteva essere una tragedia e che spesso questi personaggi non vengono ricordati, grazie a un coraggioso, eroico cittadino normale che quella mattina ha visto che un palazzo si muoveva, anziché fuggire rischiando di restare travolto, cominciò a premere i pulsanti, a dire scappate, scappate, scappate. Quell'uomo è l'eroe al quale andrebbero dedicate i luoghi dei quali parliamo. Poi quell'evento ovviamente cambiò la vita della città, si esagerò poi anche nell'applicare delle leggi troppo rigide, per sfuggire alle quali gli agrigentini poi commisero altri errori, perché poi noi siamo campioni nelle esagerazioni. Abbiamo esagerato nel vietare e abbiamo esagerato nel fare senza avere il diritto di fare. L'ultima domanda, progetti futuri lavorativi? Ma ho appena finito il terzo libro che mi sta chiedendo l'editore, ma io non riesco a stare in vacanza in maniera totale, quindi ho proprio concluso il suo terzo libro, che penso uscirà tra marzo e maggio prossimo, e poi sto preparando la nuova edizione dei Fatti Vostri, sto preparando il ritorno in teatro con la mia commedia su Tandoi, insomma non mi faccio mancare impegni. Presentata stamani presso la sede del Parco della Valle, alla presenza del direttore Roberto Sciarratta, la terza rassegna del Festival del Giallo Agrigento Noir, il servizio.
Direttore, Agrigento Noir diventa un appuntamento ormai atteso e importante e ogni anno sempre più ricco di novità e di proposte sicuramente interessanti. Certamente la cultura va sostenuta, noi siamo un ente culturale che si occupa di beni culturali e la letteratura fa anche parte di questo patrimonio che noi dobbiamo far conoscere, alimentare e laddove è possibile, anche con risorse modeste, sostenere. Lo sosteniamo all'interno delle nostre strutture, lo abbiamo già fatto lo scorso anno ed è un appuntamento importante secondo me che rilancia la capacità culturale e organizzativa di questo territorio, molto spesso ho martoriato ma devo dire pieno di uomini che hanno amore. Alessandro Accorso Togano ha l'amore per la cultura e per cui grazie a loro che si mantiene vivo l'interesse per questo mondo che va, come ripeto, sostenuto e incoraggiato e fatto conoscere. Alessandro Accorso Togano è il papà di Agrigento Noir, 3 giornate all'insegna del giallo. Sì, io voglio fare presente una cosa, che da soli non si va da nessuna parte. Per questo io sì, sono il papà, come voi avete detto giustamente, perché è un'idea che era nata 3 anni fa, ma se fossi stato papà padrone, diciamo, non sarebbe cresciuto, ma grazie allo staff, tutto lo staff, direttore artistico, alle presentatrici, a chi ha i collegamenti con la stampa e non solo, grazie agli sponsor, perché come giustamente ha detto il direttore, il parco ci ha aiutato, ma siccome noi abbiamo anche dei costi da affrontare riguardante l'ospitalità degli autori che vengono per lo più da altre parti d'Italia, se non fosse anche per alcuni sponsor privati che ci hanno aiutato a coprire queste spese, Agrigento Noir possibilmente dopo il primo anno sarebbe già morta sul nascere. Io devo ringraziare tutti gli sponsor istituzionali, tutti gli sponsor privati, ma soprattutto, ribadisco, lo staff che soprattutto quest'anno con il piede rotto mi ha aiutato ancora di più in alcune faccende, diciamo, quelle che alla fine, scusate, quello che voglio dire, alla fine sono le cose più piccole che ti rendono grande un evento, perché a prenotare un aereo non ci vuole niente, però alla logistica, all'amplificazione, alle bottigliette d'acqua, queste cose sono più importanti magari di altre che sembrano invece il contrario. Ecco. E linea alla regia per gli spot pubblicitari. Presentata la stagione estiva a Realmonte Costa Bianca 2023, il sindaco Sabrina Lattuca in un lungo excursus ha tracciato le tante attività previste nel cartellone estivo, che si inoltra fino a domenica 10 settembre con il 30° anniversario del Teatro Costa Bianca curato da René Sciortino. Il direttore artistico della rassegna letterale è Luciano Carruba. Presentata la stagione estiva a Realmonte Costa Bianca 2023, il sindaco Sabrina Lattuca in un lungo excursus ha tracciato le tantissime attività previste nel cartellone estivo che si inoltra fino a domenica 10 settembre con il 30° anniversario del Teatro Costa Bianca curato da René Sciortino, diversi settori in cui si sviluppa il programma, quello della rassegna letteraria con sfondo culturale curato da Luciano Carruba, quello teatrale da Franco Di Salvo con l'intervento dell'imprenditore Pietro Caruana. Gli eventi si sviluppano tra le zone balneari di Realmonte, Scala dei Turchi, Lido Rossello, Piazza Umberto I, Torre dell'Orologio, Cortile Manno. Tra gli appuntamenti clou la rassegna letteraria Memoria e Patrimonio, spettacolo musicale con l'Enno Alfino il 4 agosto, la Notte di San Lorenzo il 10 e i festeggiamenti in occasione del 100° anniversario della fondazione della Società di San Calogero. Oggi presentiamo la 44esima edizione di Costa Bianca 2023, Realmonte città della Scala dei Turchi. Quest'anno il taglio che abbiamo voluto dare è un taglio specifico, abbiamo dato voce a tutte le realtà presenti sul nostro territorio, in primis
bis abbiamo chiesto agli imprenditori, commercianti, insomma l'indotto economico, di esprimere e di potersi fare portavoce delle esigenze del territorio registrate nell'arco, diciamo, nel tempo e dagli utenti. Ecco che così nasce una mini rassegna che è stata concertata con l'amministrazione di DJ, musica per ragazzi e una attività che è l'attività di punta con un concerto livello Analfino. Come ogni anno abbiamo dato grande risalto a Carricacina Agrega. Carricacina Agrega è un punto specifico del programma che stiamo portando avanti e cerca di rivitalizzare la piazza e lo fa a 360 gradi. E sotto questo profilo Carricacina Agrega sarà sede di incontri letterari. Qui con me il direttore artistico della rassegna letteraria Memoria e Patrimonio, che significa portare avanti, insomma fare crescere il territorio di Realmonte attraverso la cultura, ma non dimenticando che il territorio di Realmonte è ricco di location, tante location che vanno valorizzate. Abbiamo promondoni magici, Monterosso, il Faro, Scala dei Turchi e comunque tante altre attività, terrazze sul Mediterraneo, una delle quali è proprio quella del Belvedere e che è attigua alla piazza Carricacina Agrega. E abbiamo cercato, quindi io per questo ringrazio Pietro Caruana che si è fatto portavoce di tutte le attività commerciali presenti sulla piazza e nelle aree limitrofe, che ci ha aiutato a mettere a punto queste attività, che sta seguendo in prima persona il nostro consigliere comunale Pasquale Valenti. Stavo dicendo Memoria e Patrimonio. Memoria e patrimonio significa rassegna, dicevo, significa cultura, ma significa anche valorizzazione e promozione di un territorio intero. Qua vicino a me c'è Silvana Burgio, lei è la promotrice di tante attività dove la tradizione diventa come dire, fonte di ispirazione, e mi riferisco all'uncinetto. Abbiamo avuto già un albero meraviglioso, un albero di Natale realizzato interamente a mano, dove i passaggi generazionali scandivano il tempo. La più grande anziana, 84enne, la più giovane, una ragazzina di 12 anni, /13. Il messaggio che è stato capito era quello di poter proporre un qualcosa che stimolasse un po' gli animi non solo dei realmontini ma delle persone di fuori che purtroppo, ahimè, poco considerano Realmonte. Noi subiamo un grande problema, tutti quelli che operiamo nel territorio. Purtroppo si viene alla Scala dei Turchi. L'obiettivo secondo me deve essere quello di venire a Realmonte per visitare la Scala dei Turchi. Affinché questo si possa fare necessita svecchiare questo comune. Le iniziative che noi abbiamo proposto all'amministrazione e che sono state colte sono delle iniziative rivolte a un popolo giovane e meno giovane, delle attività, la prima in particolar modo valorizza molto le persone del territorio, quindi ci saranno dei DJ e dei vocalist che si esibiranno nel tentativo di attrarre, come già sono riusciti a fare, più persone possibili. Una seconda iniziativa sarà fatta a fine agosto, il 20 agosto se non ricordo male, dove si esibirà un grande DJ nazionale di Radio DJ, il concerto di Lello Narfino, voglio dire, che è una grande calamita per la provincia di Agrigento. Ecco, qual è quest'anno la novità di questa rassegna? Bene, ecco, siamo alla terza edizione. Quest'anno in modo particolare si è voluto dare un taglio particolare su due linee, cioè da un lato la riflessione verso autori locali che si sono distinti in altre parti d'Italia, nel resto d'Europa, con le loro qualità, con le loro competenze, con le loro abilità, e che saranno presenti a Realmonte in due serate specifiche.
In particolare desidero ringraziare Franco Di Salvo che ha supportato questi due momenti. Gli altri momenti invece sono dedicati alla letteratura. Apriremo la rassegna letteraria di Memoria e Patrimonio con Enzo Sardo, il quale scrittore saggista racalmutese che ha pubblicato dei testi proprio su Leonardo Sciascia, e in particolar modo l'attenzione del concetto di memoria secondo appunto lo scrittore racalmutese. A ciò andremo avanti con un tema importante, attuale, che è il tema della sostenibilità. Una sfida possibile, questo sarà l'interrogativo che affronteremo nel corso della serata, la serata del 18 agosto, con la presenza del professore Francesco Pira, sociologo, esperto di comunicazione, e lì in modo particolare cercheremo di cogliere proprio quali aspetti dal punto di vista anche comunicativo possono aiutarci per una cultura sempre più sostenibile. A seguire avremo in particolar modo quindi la data successiva, che è quella del 19 agosto, ci concentreremo su altri temi in ambito proprio culturale, e infine tra cui appunto avremo la presenza di Beniamino Biondi, persona autorevole nell'Agrigentino e non solo, il quale appunto presenterà il suo ultimo testo. Quindi una rassegna abbastanza ricca, una rassegna come dire variegata, che vuole da un lato mettere l'attenzione su che cos'è la memoria, il valore della memoria oggi. Io dico sempre che uno dei mali più grandi della nostra società è proprio la perdita della memoria, in ambito proprio metaforico, cioè dire noi siamo ciò che facciamo proprio perché conosciamo di fatti quella che è la nostra storia, la storia del mondo e la nostra storia. E si è aperta a Porto Empedocle la sede dell'Unione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro Sicilia del Terzo Settore. Abbiamo intervistato i responsabili della stessa struttura. Ecco, qual è il lavoro che voi farete a Porto Empedocle nella nuova sede? L'operatività consiste nell'accogliere tutti coloro indiscriminatamente abbiano bisogno di riconoscere un proprio diritto nei confronti delle istituzioni, perché è proprio questo l'oggetto degli enti del terzo settore, che mettono in contatto i cittadini e le istituzioni, primo settore mercato, istituzioni e enti del terzo settore. Terzo settore, no profit, qual è la differenza? La differenza sta proprio nello scopo degli enti del terzo settore rispetto alle associazioni no profit, perché sono scopi riconosciuti di interesse generale, e per questo riconoscimento è necessario un documento che per noi è stato rilasciato dalla Regione Sicilia, che stabilisce l'interesse generale dei nostri scopi, dei nostri obiettivi, ed è diverso da una no profit che può avere uno scopo prettamente diverso. Chi è che può rivolgersi a voi? Uno dei valori fondanti dell'UNMIL è proprio quello dell'integrazione, quindi non si fa eccezione alcuna, i diritti sono di tutti. Noi facciamo riconoscere i diritti dei cittadini, ergo non si fanno esclusioni. Siamo contro l'esclusione, assisteremo chiunque ne abbia bisogno all'interno della nostra competenza. Ecco, in particolare qual è la competenza di cui vi occupate maggiormente? Noi mettiamo in contatto sia invalidi, mutilati, orfani del lavoro. Occhio, perché noi non solo assistiamo gli invalidi mutilati, ma tutto il nucleo familiare, quindi anche le vedove o i vedovi del lavoro, che hanno dei diritti che lo Stato, il legislatore gli garantisce, però sono dei diritti che vanno esercitati, come il diritto di voto. Io lo devo esercitare se vado a votare, io ho un diritto, per farmelo riconoscere ho bisogno di esercitarlo, e noi ci occupiamo di questo, mettere in condizioni i cittadini di comunicare con le istituzioni. La
nostra associazione Unione è sorta lo scorso anno per volontà quindi di alcuni soci che hanno voluto proprio profondamente creare in Sicilia, che ne era sprovvista, questo ente del terzo settore, e siamo stati collaborati quindi dall'Unione Nazionale. I dirigenti ci hanno quindi sostenuto in questo nostro progetto. Il progetto già è andato avanti, come ha detto il dottore Profeta, già abbiamo avuto un riconoscimento da parte delle istituzioni regionali e quindi l'ente può utilizzare tutte quelle risorse e quelle capacità che prevede la legge. Infatti noi assistiamo tutti coloro che hanno delle necessità prettamente in campo lavorativo, che riguardano sia uno stato preventivo e quindi la prevenzione sul lavoro e inoltre quando dovesse succedere qualcosa, quindi un infortunio oppure una malattia professionale, siamo pronti e disponibili vicino quindi a queste persone per poter dare il nostro supporto. Il nostro supporto è a 360 gradi, non solo dal punto di vista amministrativo, quindi la presentazione della pratica, ma anche dal punto di vista medico e dal punto di vista legale, perché qualora tutti i diritti non vengono riconosciuti, allora siamo pronti ad esperire in campo quelle azioni legali che sono necessarie per il raggiungimento proprio delle nostre finalità. Noi siamo al fianco di tutte quelle persone invalide, orfane, pensionati, tutti coloro che hanno subito un danno causato durante l'attività lavorativa. Noi siamo al loro fianco per assisterli in tutto. La nostra sede è a Porta Empedocale, in via Giarra numero 5. Si è svolta ieri sera presso il Museo delle Trame Mediterranee di Gibellina un'anteprima della mostra dal titolo Roba Stagnata, l'antica ceramica di Burgio, il prossimo mese di settembre, curata da Vito Ferrandelli. Con la preview della mostra di antiche ceramiche di Burgio, che abbiamo intitolato Roba Stagnata, si annuncia un percorso espositivo che presenta quella che è la produzione ceramica di Burgio nel corso dei secoli, dalle origini fino al XX secolo. Oggi abbiamo presentato una esposizione di ceramiche della metà del XVII secolo, una produzione di vasellame da mensa e da dispensa che appunto richiama quella che è l'influenza calatina delle botteghe burgitane. Infatti è proprio alla fine del XVI secolo che un gruppo di caltagirronesi si spostò appunto da Caltagirone a Burgio e introdusse nelle nuove botteghe l'uso degli smalti e dei colori, per cui i burgitani da quel momento cominciarono a fare ceramica artistica. L'associazione Promuceb, Museo della Ceramica di Burgio, si propone di promuovere e valorizzare il patrimonio culturale custodito all'interno del museo attraverso una serie di attività espositive da portare sul territorio siciliano, mettendo in mostra esemplari di pregio di ceramica di Burgio provenienti da collezioni private di tutta l'isola. È un progetto che comincia felicemente al Museo delle Trame Mediterranee di Gibellina, dove oggi abbiamo presentato un'anteprima della mostra Roba Stagnata, che verrà effettuata e verrà inaugurata nel mese di settembre, alla fine del mese di settembre 2023, con l'intera collezione messa a disposizione del pubblico, con l'obiettivo di trasmettere al pubblico e far conoscere il percorso di sviluppo della ceramica artistica di Burgio dalla fine del XVI secolo fino quasi al Novecento, ed è un progetto che siamo sicuri incontrerà l'interesse del pubblico e che progettiamo appunto di portare avanti da qui in poi con sempre rinnovato entusiasmo.
questa nuova associazione che promuove il Museo della Ceramica di Burgio è veramente un'iniziativa meritoria e un'iniziativa interessante, perché non porta a Burgio il visitatore, ma porta la ceramica di Burgio in tutta l'isola, quindi pubblicizza, fa conoscere questo museo andando a casa dei visitatori, girando per la nostra Sicilia, per la nostra terra, per cui è un modo per attirare a Burgio il pubblico, per far conoscere questa ceramica in maniera ben più ampia, in maniera più allargata, girando con iniziative di spessore scientifico e altamente culturale per tutta l'isola, e portando nei musei, come la prima iniziativa nel Museo delle Travi Mediterranee di Gibellina, portando la ceramica di Burgio in questi luoghi e facendo conoscere anche tante collezioni private di ceramica locale che non sono conosciute e che servono come motore per portare poi un grande pubblico di visitatori al Museo della Ceramica di Burgio. E si svolgerà domani in piazza Kennedy a Porto Empedocle alle ore 21 un saggio spettacolo degli allievi e della cantante lirica Giulia Alletto. WWF, Forestale e Vigili del Fuoco impegnati nella scorsa notte per domare diversi incendi nella zona del Messinese. Da questa notte diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono impegnati a Messina per incendi di vegetazione nelle zone di Scoppo e Camaro. Sui due fronti di fiamma sono impegnati da stamattina 2 Canadair della flotta aerea del Corpo Nazionale che stanno effettuando sganci d'acqua sulle fiamme. Le diverse squadre dei Vigili del Fuoco di Messina e Catania stanno lavorando per domare vari roghi, tra cui si segnala in particolare quello presso i Colli di San Rizzo, dove sono in corso le operazioni di spegnimento anche mediante l'utilizzo dei Canadair. La Forestale ha lavorato tutta la notte nella zona di Camaro, dove almeno 12 ettari di vegetazione sono andati in fumo. Prioritario proteggere le abitazioni che potrebbero essere minacciate dalle fiamme. Per la Forestale è arrivata in rinforzo anche una squadra da Rometta. Le alte temperature da record peggiorano una situazione già drammatica con diverse aree delle colline messinesi che bruciano. Oltre al vasto incendio a Camaro, fiamme anche a Casazza e Catarratti. Si sta creando così un enorme fronte costituito da almeno 5 incendi che vanno dalla zona centro fino a Scala Ritiro, ma ci sono roghi anche in diversi altri punti della città, come via Pietro Castelli e il torrente Trapani. Al lavoro i mezzi dei Vigili del Fuoco e della Forestale. Un primo focolaio è partito ieri sera nella zona Madonnuzza sulla collina di Camaro e per via del vento si è allargato fino all'area del torrente Catarratti, dove è stato necessario evacuare alcune abitazioni a causa dell'esplosione di una bombola. Un'autobotte dei Vigili del Fuoco staziona all'altezza del Trivio tra Monte Piselli, Casazza e Gravitelli, area sensibile per la presenza di un deposito di bombole di gas. Allertata anche la polizia stradale perché le fiamme si avvicinano all'autostrada in zona Boccetta. A Mirto è stata inaugurata la mostra La moda al tempo de Florio, presente anche l'attrice siciliana Maria Grazia Cucinotta. E ritornare in questo luogo che emana storia, emana arte, emana cultura. Che emozione è oggi essere qui a Mirto? Ma io sono veramente felice perché devo dire che Giuseppe Mirauda ha fatto un lavoro straordinario e questo è l'unico museo vero del costume dove è riuscito a raccogliere tutto quello che fa parte della storia del costume, e poi vedere i costumi di Donna Florio è meraviglioso, meraviglioso, veramente bello. Tutto questo cosa rappresenta e cosa potrebbe rappresentare per la Sicilia? Ma per la Sicilia è un punto di attrazione sicuramente, perché chi è appassionato di costume secondo me è una tappa da non perdere, e poi siciliano. Questo è parte che è bellissimo anche questo piccolo borgo, e quindi unisci una bella gita dove c'è una vista mozzafiato, un posto meraviglioso, il cibo meraviglioso, e poi ti tuffi nella storia del costume.
Cosa si prova vestendo questi abiti? Ha avuto modo lei di indossare qualcosa in passato? Beh, ti devo dire che è molto emozionante perché ci sono, a parte la bellezza dei vestiti, anche tutto quello che rappresenta, no? Tu chiudi gli occhi e cerchi di immedesimarti e di ritornare indietro con la testa quando tutto intorno si muoveva allo stesso modo, no? Oggi siamo abituati ad andare in giro in t-shirt, in jeans, una volta c'era una cultura del vestirsi che secondo me è andata un po' persa, però è rimasta nel nostro DNA italiano. La famiglia Florio, se in questo momento fosse qui, cosa direbbe secondo lei? Ma sarebbe molto felice perché comunque c'è un grande rispetto io so quanto Giuseppe Miraudo ami questo lavoro e soprattutto come sia un perfezionista, quindi lui ogni abito lo ama, ogni abito è vivo per lui, quindi rappresenta tutto quello che è un bagaglio di storia, di cultura, di emozioni, di vita vissuta e ogni abito è lì a raccontartelo, è come guardare un film. Passiamo ora allo sport con un servizio dettagliato di Carmelo Lendini sulle ultime novità del calciomercato delle squadre Akragas e Sciacca. Altri 3 colpi di mercato per l'Akragas, che rafforza innanzitutto la propria under con 2 innesti classe 2005, che sono poi indispensabili per la formazione base per il prossimo torneo di Serie D. E in più c'è un altro giovane di prospettiva. Ma veniamo ai dettagli di queste operazioni. Per quanto riguarda i primi 2 si tratta di 2 giovani di grande prospettiva che hanno maturato delle esperienze significative. Il primo è Antonio Ruffino, un esterno che la scorsa stagione ha giocato titolare con la maglia del Santa Croce Calcio in Eccellenza Girone B. Ha partecipato inoltre al campionato nazionale Under 15 e poi successivamente a quello Under 17. Il secondo invece è Vito Sannardo, centrocampista, maturato all'ombra dei colori rosanero delle giovanili del Palermo, che ha giocato in eccellenza con il Marineo. Per quanto riguarda il terzo arrivo, si tratta invece di Angelo Recchichi, classe 2002, che ha deciso di sposare il progetto Akragas. Si tratta di un centrale difensivo, cresciuto calcisticamente nella squadra della sua città, vale a dire Gela, e un classe 2002. Recchichi ha fatto parte negli ultimi 3 anni del settore giovanile della Regina, dove è stato anche capitano della selezione primavera. Ha accumulato esperienze in Serie D con la Lamezia Terme, Gravina e la scorsa stagione con la San Cataldese. Scendendo di categoria in eccellenza, alla fine Denis di Mercurio ha scelto Sciacca come destinazione finale. Si tratta di un esterno alto, brioso, calciatore ex Canicattì, classe 93. Era molto corteggiato, almeno così dicono determinate voci, sia dalla Nissa che dalla Pro Favara. Cresciuto con la Primavera del Palermo, ha giocato 2 anni in C con Aquila e Melfi e poi in D con Val di Sangro e Termoli. In eccellenza con Mazzara e Canicattì. E questo è tutto per l'edizione odierna del nostro telegiornale. Vi diamo appuntamento alle prossime edizioni e augurandovi una buona serata.